Io sono pronta a denunciare il sindaco e ad affrontarlo anche in un dibattito pubblico, così lui tirerà fuori le sue carte e noi tireremo fuori purtroppo i nostri morti. Il terribile sospetto, per qualcuno la certezza, è che lo smog a Venezia stia mietendo vittime nell'indifferenza di chi dovrebbe vigilare, da qui una richiesta ben precisa a comune e autorità sanitarie. Noi vogliamo che sia eseguita un'indagine epidemiologica sullo stato di salute dei cittadini, perché qui la gente muore e non si scherza e gli altri se ne stanno fregando. Anche per questo la battaglia iniziata da Zelarino qualche tempo fa e poi allargatasi ad altri quartieri della terraferma è arrivata nel cuore della laguna, sostenuta dalla municipalità di Venezia Murano-Burano. È un problema legato ai natanti, è un problema legato al traffico acqueo, è un problema legato ai fumi delle grandi navi. La cittadinanza è preoccupata, è molto preoccupata e da un anno sta aspettando risposta. E da un anno che appunto sono state presentate ben 1000 firme. Intanto sono già comparsi i primi striscioni della protesta e lo slogan "No smog" nell'era dei social non poteva che diventare anche un hashtag e c'è chi chiede anche rilevamenti più frequenti e diffusi. La cosa più evidente di tutte credo sia una carenza di centraline di rilevamento e di dati effettivi in vari punti della città su quello che è l'inquinamento atmosferico e sulle conseguenze che questo ha. Conseguenze che per chi è sceso in piazza sono letali. Sicuramente 8 casi vicino alla mia abitazione. In quanto tempo? In 2 anni. Mi pare abbastanza, no?